Nei video che vi mostro racconto spesso le storie di aziende che sono anche storie di famiglie. Famiglie che intraprendono un percorso spesso tramandandosi di generazione in generazione le conoscenze che poi permettono di essere presenti sul mercato. E una di queste famiglie a cui sono particolarmente legato è la famiglia Franchini di Mozzecane, che io ho conosciuto man mano che ci siamo frequentati nel corso di questi anni. Li ho conosciuti in vari modi. Per esempio li ho conosciuti così. Era il 13 marzo del 1983, mi ricordo come ora era un giovedì. Sono entrato in questo negozio con una forza neanche da poter credere. Avevo 18 anni, come l'età di mio figlio oggi. Ma anche così. Oppure così. Ascolta, mi l'ho sempre fatto così, va bene? Ma cosa stai dicendo? Lo sai benissimo che un tastasal fatto bene deve iniziare con un buon brodo. Non puoi, il brodo lo devi aggiungere dopo perché il riso va sfumato prima. Se mi te Dio che fa alla mia maniera, me lascio fare alla mia maniera per piacere. Fa un riso col testa, sai che è la fine del mondo, va È bene? sbagliatissimo, sbagliatissimo. Secondo me, guarda, dovremmo fare una competizione. Ma fai una sfida quando te vuol te. Quando te vuol fai una sfida. Va bene, Io sono sempre va bene. Samuele, questo l'hai bollito con la pera. Guarda che piatto. Sì, ma papà ci hai messo anche di più di 2 ore per cuocere tutto questo ben di Dio. Non ti ricordi, abbiamo fatto le buste sottovuoto. Più bella di così, alcuni minuti nell'acqua bollente è pronta. E il cotechino? Bene, o me l'hai fatta fare per niente? E con la pera come la mettevo? Le piena di pera. Le speciale, le buonissime. Ma scherzi, tutto il tempo che ci ho impiegato a farla. Questo Sì, ma si chiama peara, no? Questo Se no è si chiama l'antico. pendesal o qualcosa, peara, che è il pera. Te la fammi la pera. Sì. Allora aspettiamo ancora 2 o 3 anni e poi vediamo. È giunto il tempo di metterli a confronto, padre e figlio, uno di fronte all'altro, però separati. Nome? Stefano, Samuele, Età? 59 anni. 20. Ruolo in azienda? AD, diciamo AD. Bella domanda, un po' tutto. Cosa vuol dire per te fare questo lavoro? La passione della mia vita. Passione data dai miei genitori. La prima cosa che guardi in una mezzena? La qualità. La conformità, la grandezza e di che razza è. La cosa che più ti piace preparare in laboratorio? Il banco delle carni. Il tastasal, l'impasto degli hamburghiotti e sezionare e disossare le mezzene. Perché? Perché lì riesco a dare il massimo. Perché lì mi continuo sempre a migliorare e in base all'orologio riesco a vedere quanto tempo ci impiego, vedo la differenza tra una mezzena all'altra. E quella che odi di più? La polleria. Perché? Perché non mi esce un bel banco. Non c'è quello che ho di più, io penso che ci siano i lati positivi e negativi in tutto il lavoro e li apprezzo lo stesso. Meglio in cucina o in laboratorio? Laboratorio. Perché? Perché disossare e sgrassare la carne
è la mia passione. In laboratorio, Perché? perché qua non sono il padrone del mio regno. Meglio in laboratorio o al bancone con la gente? Anche al bancone con la gente, Perché? perché mi piace confrontarmi e parlare un po' con le persone. Al balcone con la gente, Perché? perché sono più empatico. Tu sei l'inventore del tastasal. Sì, Orgoglioso? sì, Tu sei figlio di un inventore allora. Sì, però io penso che di non continuare ma progredire con l'azienda, farla a modo mio, Orgoglioso comunque? sempre orgoglioso. Cambierà la ricetta? dagli anni 80 è cambiata fino adesso. Ora continuo a pensare, ma non saprei cosa fare di meglio. Penso di sì, con gli anni 80, 90 e 2000 è cambiata, quindi sicuramente arriveranno novità. Secondo te cosa si deve o si può ancora inventare nel tuo settore? Abbiamo ancora un mondo aperto, ma lo deve fare mio figlio. Nuovi tagli, nuovi metodi di cottura della carne e come proporla al cliente finale. Ti senti pronto tu a questa sfida? Sì, E come la mettiamo con la nuova generazione? è difficile, è come vedere scalare una montagna, ma tocca loro. Sì, carichissimo. E come la mettiamo col tuo vecchio? È un po' dura, ma piano piano con il tempo. Una cosa che ti fa arrabbiare di Samuele. Quando gli dico una cosa e non mi vuole ascoltare e sa che ho ragione. Una cosa che ti fa arrabbiare di tuo padre. Quando mi riprende e poi vede che alla fine ho ragione. Una cosa che invece ti rende orgoglioso di lui. Vederlo camminare e vederlo lavorare. Una cosa che invece ti rende orgoglioso di lui. Quando mi dice che ho ragione. È un bravo apprendista? Sì, È un bravo insegnante? Sì, un po' permaloso, ma sì. La cosa più geniale che attribuisci a tuo figlio. il muoversi con le mani e creare delle cose particolari. L'idea più geniale che attribuisci a tuo padre. Il continuo spirito e l'innovazione nella creazione e nel tenersi sempre attivo come persona. E quella meno geniale? Non ascoltarmi. Ogni tanto ha un po' di pigrizia verso la sera. Da che parte sta Serenella, tua moglie? Sempre dalla parte di mio figlio. Da che parte sta la mamma? In famiglia dalla mia, mentre qua nel lavoro da parte di mio papà con un piccolo di riguardo per ora nei miei occhi. Fai un augurio di buon Natale a Samuele. Auguri Samuele. Fai un augurio di buon Natale al papà. Tanti auguri papà e spero che quest'anno sia migliore del 2020. Fai un augurio di buon Natale a Serenella. Serenella, tanti auguri. Fai un augurio alla mamma. Tanti auguri mamma e spero che continuiamo a stare in salute con tutta la nostra famiglia. Tradizionale, ho cotto con la frusta, lei è sempre buono e bollito. Auguri Franchini, e anche a voi.